Sono a pari punti e al momento la classifica li condannerebbe ai play-out, che giocherebbero proprio una contro l'altra. Fortunatamente per entrambe il cammino è ancora lunghissimo. Oggi però è uno di quegli appuntamenti da non sbagliare, il classico scontro diretto dove i punti valgono doppio. Dal Pala Pirossigeno di Rende, buonasera da Luca Pellegrini e benvenuti a Pirossigeno Cosenza, Came Treviso, nona giornata del campionato di Serie A di futsal. Squadre allineate a centrocampo per i saluti di rito. La Pirossigeno Cosenza desiderosa di riscatto dopo la sconfitta nell'ultimo turno in campionato per 4-3 contro la Fortitudo Pomezia, che è stato il secondo KO nelle ultime 3 gare. La Came Treviso invece arriva da un successo, quello per 3-1 contro la Sandro Abate, prima vittoria casalinga della stagione per gli uomini di Silvio Rocia. Per quanto riguarda invece i precedenti, una vittoria della Came, 3 pareggi. La Pirossigeno Cosenza non ha mai vinto e proverà a sfatare il tabù questa sera. Solite luci soffuse al Pala Pirossigeno prima dell'inizio di questa sfida molto attesa e valevole per la nona giornata del campionato di Serie A. Prima dell'inizio della sfida però dovrebbe esserci un minuto di silenzio per ricordare la scomparsa di Jean-Philippe Melillo, vicepresidente della Sandro Abate. E infatti Came Treviso che si sistema a centrocampo proprio per osservare il minuto di raccoglimento. Ne approfittate anche per poter vedere il quintetto di partenza della Came Treviso. E ora un minuto di silenzio, come dicevamo, per ricordare Jean-Philippe Melillo, vicepresidente della Sandro Abate. Applausi del Pala Pirossigeno per rispettare ulteriormente il raccoglimento e per unirsi al cordoglio della Sandro Abate e in generale del calcio a 5 italiano. Ora però è arrivato il momento del futsal giocato. Per quanto riguarda la squadra arbitrale, si comincia. Primo possesso della Came Treviso, dicevamo arbitro 1 Nicola Maria Manzione della sezione di Salerno, arbitro 2 Luca Paverani della sezione di Roma 2, cronometrista Francesco Saverio Mancuso della sezione di Lamezia Terme. Parisi per Fantesele, fermato da Giappa Vieira. Lob
della Pirossigeno Cosenza, con la Kame Treviso che riconquista il pallone, allarga sulla sinistra per la conclusione di Sutton, e il primo intervento della partita è di Parisi in spaccata. Non si lascia sorprendere, già battuto il corner, altra conclusione doppia di Antoniazzi, che vorrebbe una deviazione che c'è. Secondo calcio d'angolo per la squadra di Silvio Rocha. Palla forte dentro alla ricerca di Giappa Vieira. Chance per Donin, suolata a destro sul secondo palo, colpisce Giappa Vieira, si sblocca la partita dopo meno di un minuto effettivo. Ha segnato il capitano della Kame Treviso, che ha realizzato il quarto gol in 5 partite contro la Pirossigeno Cosenza. 1-0. Vediamo la reazione della Pirossigeno Cosenza, che guadagna un calcio di punizione in attacco. Doccia gelata per gli uomini di Paniccia. E vediamo come sfrutteranno questo calcio di punizione i padroni di casa. Fischia l'arbitro. È uno schema per Fantesele che non riesce a controllare. Giappa Vieira sbaglia e allora può approfittarne per ricostruire e riordinarsi la Pirossigeno Cosenza, che commette fallo. Calcio di punizione a favore della Kame Treviso. Donin passa pericolosamente davanti alla sua porta, poi rilancia col pallone che arriva direttamente tra le braccia di Parisi. Fantesele prova a partire, palla al piede, scarica per Trentin, viene abbattuto il numero 19 Marceligno. Calcio di punizione per la Pirossigeno Cosenza, andata sotto per la 7ª marcatura in campionato di Giappa Vieira. Tripletta nell'ultimo weekend contro la Sandro Abate, gol anche oggi, e come dicevamo il quarto in 5 gare contro il Cosenza. Arriva il fischio, conclusione stavolta direttamente in porta, tentata da Marceligno e respinta dalla Kame Treviso. Torna in campo Trentin, che ha già segnato esattamente come Marceligno alla Kame Treviso. 2 le reti per Trentin, entrambe con la Fel di Eboli. 9 addirittura per Marceligno. Parisi. Trentin prova a uscire la Pirossigeno Cosenza. Capisce tutto però Sutton. Dicevamo di Marceligno, ben 9 gol al Cosenza con Roma, Ital Service e Futsal Isola. Trentin all'indietro, poi Fantesele prova ad andare via, ci riesce, il tocco, chiede l'1-2 che non si chiude, pallone allargato sulla destra per Marceligno. L'avevamo appena nominato, va in doppia cifra di reti segnate contro la Kame Treviso, sono 10, ma soprattutto, che è quello che conta di più per la Pirossigeno Cosenza, fa 1-1.
E si riparte dal punteggio di 1-1. Si è stappato subito il match al pala pirossigeno di Rende. Hanno segnato i due bomber, Giappa Vieira e Marcelinho. Donin all'1 contro 1, sposta anche zona tiro. Donin ci prova, trova Giappa Vieira che poi commette fallo in attacco. Rivediamo l'irregolarità commessa su Trentin. Fantesele, Lo Cicero, ancora Fantesele, forse c'è un blocco di Donin, nel dubbio si gioca per il vantaggio. Marcelinho per Thiago Bissoni, non riesce a chiudere il triangolo e non guadagna neanche un calcio d'angolo. Sarà rimessa dal fondo. Di cui si incarica Lorenzo Pietrangelo. Settima stagione alla Came Treviso, non consecutiva in realtà, perché nel 2022-2023 ha giocato nel Napoli prima di approdare in Veneto. Invece dal 2014 al 2018 ha vestito la maglia del Pescara. Antoniazzi batte in avanti, ma bisognava attendere il fischio dell'arbitro 2, Luca Paverani. Antoniazzi in orizzontale, Donin, su di lui Fantesele, Sutton, Antoniazzi, Giappa Vieira non passa la sua imbucata, Antoniazzi ci mette la punta. Poi nello stretto la squadra di Silvio Rocha con tutta la sua qualità. Giappa Vieira si appoggia. Antoniazzi ancora per Sutton, che guadagna un fallo laterale. Giocatore nato in Bosnia ma di nazionalità croata, ha mosso i primi passi nel calcio a 11. Giappa Vieira sposta, cerca di tornare da Sutton, non ce la fa. Dicevamo di Sutton, ha iniziato nel calcio a 11 non semplicemente tra i dilettanti, perché con lo Zrinski Mostar ha giocato addirittura 3 gare ai preliminari di Coppa UEFA. Antoniazzi sposta, il suo destro viene murato, può distendersi la Pirossigeno Cosenza che ha spazio. Arriva la chiusura provvidenziale di Donin in fallo laterale. 3 minuti e 46 dall'inizio della partita. 1-1 al gol di Giappa Vieira. Ha risposto Marcelinho. Pallone fuori, tentativo di imbucata che non va a buon fine, contropiede della Came. Giappa Vieira, chiusura provvidenziale sul capitano della Came Treviso. Fantesele ci ha messo una pezza. Donin, Sutton, attenzione al suo 1 contro 1. Prova la suolata con doppio passo annesso. Non riesce ad andare via. Donin si muove, Antoniazzi, Sutton. Ora Donin, anche lui tenta l'1 contro 1. In verticale Antoniazzi, Sutton, ricomincia, Giappa Vieira, Donin, imbucata, Sutton preferisce ricominciare, tutta la qualità dei giocatori della squadra di Silvio Rocha. Donin, attenzione al suo 1 contro 1. Giappa Vieira, Antoniazzi, raddoppiato, finisce giù. Non sarà calcio di punizione, semplice rimessa laterale per la Came Treviso. Che la gioca all'indietro. Antoniazzi, imbucata, Giappa Vieira, finta, controfinta. Poi colpisce la rete ma dalla parte sbagliata, vorrebbe un tocco e lo ottiene, calcio d'angolo. Il terzo del match per la Came.
a battere Sutton. Movimento di Antoniazzi che va al volo, soluzione molto complicata. Parisi pensa al lancio lungo, effettivamente lo fa partire. C'è però un fallo in attacco che è stato commesso su Donin. Si deve asciugare il parquet al palapirossigeno. Passati praticamente 5 minuti effettivi. Donin va subito all'1 contro 1. Prova ad allungarsela, il pallone rimane in campo. Tiro cross, Parisi a due mani. Lo Cicero, già Pavieira, mette il fisico e scarica per Antoniazzi, che non si intende con Sutton. E allora, la Pirossigeno Cosenza a disposizione una rimessa laterale già battuta. Bavaresco si affida a Parisi. Morbido in avanti, gran chiusura difensiva della Kame. Lo Cicero, quasi rovesciata. Ancora il 20, fermato da Giancarlo Antoniazzi, brasiliano alla prima stagione in Italia, arrivato dall'Ojaen, con cui l'anno scorso ha giocato nella Liga. Antoniazzi morbido in avanti, non c'è nessuno a raccogliere il suo suggerimento. E allora Parisi. Lo Cicero, Bavaresco, Marchio, Marcelinho. Lo Cicero sbaglia, perde il pallone. Antoniazzi cerca il passaggio dentro, murato, non è finita. E arriva il primo cartellino giallo della partita per Bavaresco, che probabilmente non ha rispettato le distanze. Calcio di punizione. C'è Antoniazzi sul punto di battuta. Barriera composta solo da Trentin. Antoniazzi, tocco per Azzoni, appena entrato. Il numero 20, classe 95. Proprio Azzoni all'esecuzione della rimessa. Sarà ancora fallo laterale sul punto di battuta. Ancora il numero 20, che stavolta va all'indietro. Imbucata di Donin per la girata di Antoniazzi. Il pallone è uscito di un soffio. Era rimasto praticamente immobile Parisi. Si era mosso quando il pallone era già finito sul fondo. Pressione della Kame. Fallo laterale per la squadra di Paniccia, che va all'indietro coinvolgendo Parisi. Lob impreciso. E allora rimessa in attacco per la squadra di Silvio Rocha. Donin cerca la finta, non gli riesce. Può ripartire la formazione di casa, che però preferisce ragionare. Marchio apre a destra, ancora Marchio di prima. Azzoni chiude l'1-2. Antoniazzi in orizzontale per Donin, che chiama il movimento ad Azzoni. Bavaresco in pressione senza fallo.
Bavaresco chiedeva un cartellino giallo per Donin, ma in realtà il fallo l'ha commesso lui su Donin. Antoniazzi. La tocca per Donin. Ancora numero 22 che sbaglia. Riconquista il Cosenza. Adornato. Puntazzoni che non lo lascia andare via. Fantesele. Ancora Adornato. Si rinnova il duello con Azzoni. Cerca sempre il destro. Non c'è spazio. Tentativo di imbucata. Trentin colpisce il palo. Movimento e girata da pivot purissimo di Trentin. Cercato ancora Trentin, suolata. Adornato viene murato da 3 maglie bianche, poi rimane in pressione e guadagna un fallo laterale. Tiago Bissoni cerca l'imbucata, non passa. Giappa Vieira supera Fantesele, poi Parisi per poco non travolge Paniccia. Azzoni all'indietro, tratto in campo anche André Ferreira. Azzoni, Sutton cerca proprio André Ferreira. L'ultimo tocco è di Adornato, quindi fallo laterale già battuto da parte della Came Treviso. Giappa Vieira. Azzoni costretto a ricominciare. Sutton per André Ferreira. Sfida Trentin, rinuncia all'1 contro 1. Cerca l'imbucata, c'è stato un contatto. Stavolta però si gioca. E già a 4 falli la Pirossigeno Cosenza. Deve iniziare a fare attenzione, considerando che non siamo ancora a metà del primo tempo. Fantesele all'indietro. Attende movimenti che non arrivano. Allora Trentin, di nuovo Fantesele. Prova ad andare via, di slancio su André Ferreira, perde palla. Giappa Vieira, Parisi lo ipnotizza e poi esulta per una parata importantissima, ma siamo già dall'altra parte con Adornato che non riesce a calciare. Che occasione per la Came, che occasione per Giappa Vieira, che ha avuto il pallone della doppietta e del 2-1. Rimessa all'indietro, Fantesele ancora in cerca del primo gol con la Pirossigeno Cosenza. Chiusura di Azzoni che poi prende una spallata. Viene interrotto il gioco. Vediamo se viene fischiato il fallo oppure se è stata semplice precauzione. E potrebbe essere rilevante l'informazione, perché qualora fosse fallo si tratterebbe del quinto. Chiamano subito anche lo spazzolone. Nel frattempo entra lo staff medico a sincerarsi delle condizioni di Giacomo Azzoni. 7ª stagione alla Came, 40 gol con questa maglia. Lui che in precedenza ha giocato in Serie B con la Fenice, in Serie A con Asti, Pescara e Meta Catania. Panoramica degli spalti del Pala Pirossigeno mentre riprende il gioco Sutton.
La ributta in avanti, Giappa Vieira non riesce a fare una sponda. Trentin riceve suolata, Marcelinho. Viene murato il numero 19, autore dell'1-1. Tiago Bissoni. Lob Marcelinho anticipato da Antoniazzi, che poi lotta con l'ex Roma. Si alza uno strano campanile. Parisi con le mani in avanti, Giappa Vieira a difendere. Fallo laterale. Fantesele scarica, la chiama Lo Cicero a sinistra, ignorato. Cercata la verticale, ora Lo Cicero con tanto spazio prende la mira, sceglie di aprire. Trentin lato lato per Marcelinho, si accentra, va al destro, guadagna un calcio d'angolo, il primo della partita per la Pirossigeno Cosenza, che ha mosso bene il pallone. Vediamo cosa hanno preparato i ragazzi di Paniccia. Palla sul primo palo per Lo Cicero, non è finita. Giappa Vieira un po' alla cieca, alza il pallone, poi l'ultimo tocco è di André Ferreira. (9:34 da giocare, sempre 1-1. Reti di Giappa Vieira e Marcelinho. Ora Lo Cicero non può agganciare il pallone, quindi rimessa per la squadra di Silvio Roccia, inquadrato proprio in questo momento. Sutton dà uno sguardo in avanti, va al lancio lungo, non riesce in un controllo difficilissimo Azzoni. Fantesele per Parisi in avanti. Vediamo se c'è stato un tocco. No, sarà semplice rimessa per la Came. Ora inquadrato Alfredo Paniccia. Azzoni, André Ferreira torna ad Azzoni, imbucata sbagliata. Adesso tante imprecisioni da una parte e dall'altra, con i ritmi che si sono un po' abbassati dopo un inizio di partita incandescente. Altro lancio, spizzata, il pallone stavolta è rimasto in campo, ma finisce tra le braccia di Pietrangelo, che va lungo. Parisi addomestica il pallone e anche lui va in verticale con le mani, il pallone è uscito, fallo laterale. Passati 11 minuti e 18, ne rimangono 8:42 in questo primo tempo. Azzoni chiede l'1-2 che non si può chiudere. Sutton va dall'altra parte, Giappa accenna un blocco, André Ferreira imbucata, Azzoni sponda, Sutton con la suola ripulisce un passaggio un po' sporco, poi riceve Sutton, murato da Marcelinho. Corner numero 4 per la Came Treviso. Proprio Sutton sul punto di battuta. Giappa Vieira stop e fallo in attacco. Lo Cicero, Bavaresco rimane in zona centrale. Lo Cicero, verticalizzazione imprecisa.
Pietrangelo predica calma ai compagni. Con le mani lunghissimo, troppo però, per Giappa Vieira. Fallo laterale. Marchio. Pressione del capitano della Kame. Si va in verticale. Ottimo anticipo di azioni, che può anche calciare. Perde un attimo, ma è quel tanto che basta. Lo Cicero per chiudere. Donin. Giappa Vieira si scontra con Donin, costretto a ricominciare da Pietrangelo. Lancio teso, colpo di testa di Marchio in chiusura, ma ancora Kame in avanti. Azzoni, raddoppiato, prova a calciare. Lo Cicero, la scaraventa direttamente sul fondo. Donin, in orizzontale, Azzoni di prima, Giappa Vieira deve proteggerla, ci riesce, poi trova uno scarico per la conclusione di André Ferreira. Para in qualche modo Parisi in spaccata. Bavaresco. Azzoni commette fallo ed è il quinto commesso dalla Kame. La Pirossigeno Cosenza sembrava averne commessi troppi, ma la prima ad arrivare il quinto fallo è la squadra di Silvio Rocha. Lo Cicero si appoggia a Parisi, poi Bavaresco sbaglia il tocco di prima. Il numero 10, classe 91, che ha già segnato alla Kame con questa maglia l'anno scorso. Donin per Azzoni, se la sistema sul destro e va a centimetri dal 2-1. Ancora una volta ha flirtato col vantaggio la formazione veneta. Marcelinho prova ad andare via. L'ultimo tocco è il suo. Non c'è calcio d'angolo. Pietrangelo per Giappa Vieira. Apre a sinistra. Si muove in zona centrale. Si torna da Giappa Vieira. Marcelinho ci mette la punta. È un intervento provvidenziale. Parisi mantiene la lucidità. Marcelinho attaccato da Giappa Vieira. Va via. Marcelinho si trascina il pallone oltre la linea laterale. Donin rinuncia all'1 contro 1, troppo lontano dalla porta. Il numero 22, seconda stagione alla Kame per lui. Precedenza ha vestito le maglie di Cornedo, Pressana e Verona. Verona dove ha partecipato alla cavalcata dalla C1 alla A2. Cornedo e Pressana invece in C2. Debuttato poi in Serie A con il Mantova. Lo Cicero si appoggia a Marchio. Ancora Lo Cicero chiede l'1-2 che non si chiude perché ha capito tutto Donin. È un 3 contro 2. Donin calcia altissimo ed è anche un po' egoista in questo caso. Rivediamo la conclusione alta con il destro del 22 Donin. Fantesele allarga per Bavaresco. Ancora Fantesele in orizzontale. Marchio. Fantesele si muove Trentin. Non può arrivare su questo pallone. Allora Pietrangelo con calma, tutto il tempo di prendere la mira. Anticipato Sutton da Marchio e sarà time out a 4:44 dall'intervallo.
le indicazioni di Paniccia ai suoi. E poi anche quelle di Silvio Rocha, con l'Akame che sta facendo la partita, sta tenendo il possesso della palla, anche messo in difficoltà più volte la formazione calabrese. Non è però riuscita a trovare il gol del 2-1. E si torna in campo con la rimessa laterale a favore dell'Akame, già battuta. Sutton. Si alza la pressione della Pirossigeno Cosenza. Donin costretto ad andare da Pietrangelo, che per non rischiare scaraventa il pallone sugli spalti. Avete visto inquadrato Alfredo Paniccia, prima stagione alla Pirossigeno Cosenza, ex L84. Fantesele, gioco di gambe, sposta, Fantesele! Pietrangelo, bravissimo anche a tenerla lì. E poi va al rilancio, intercettato da Tiago Bissoni. Tutta l'abilità nell'uno contro uno di Fantesele, che però si deve ancora sbloccare con questa maglia. Sutton, palo pieno del croato, e adesso Fantesele allarga sulla destra. Provvidenziale Azzoni. Rivediamo la giocata di Sutton. E ora calcio d'angolo per la Pirossigeno, il secondo. Battuto fuori, ma ha capito tutto Sutton, contropiede. Parisi legge benissimo. Antoniazzi per Azzoni. Parisi ha preso anche questa. Pressione come al solito alta dell'Akame. Parisi morbido verso Trentin, che non riesce ad addomesticare. Azzoni, lungolinea per Antoniazzi, lotta anche da terra. Si va a riprendere il pallone ma senza fallo, ha rischiato tantissimo. Adesso la chance però ce l'ha l'Akame. A un passo dal sesto fallo la squadra di Silvio Rocha. Conclusione imprecisa tentata da Antoniazzi. Mosso i primi passi in Brasile. Parisi, rilancio molto preciso. Poi Antoniazzi in chiusura. Dicevamo, ha iniziato a giocare in Brasile vestendo le maglie di Jaragua, Minas, Corinthians, Atlantico e Joacaba. Poi si è trasferito in Europa, dove ha giocato in Spagna con Levante, Cordoba e Jaén. Conclusione sul secondo di Marcelinho.
che non viene corretta in porta. Non so come, francamente, perché sembrava un gol fatto, ma Thiago Bissoni non è riuscito a fare tap-in. Rivediamo. Fantesele lascia lì il pallone. Marcelinho fa tunnel a Thiago Bissoni, che però deve essere più pronto in quella situazione. Sutton. Antoniazzi torna a sinistra. Ancora Antoniazzi. Di nuovo Sutton. Giro palla della squadra di Silvio Roccia. Ora col portiere di movimento, Donin. Sutton. 2:14 da giocare. Donin all'indietro. Sutton apre a sinistra. Ancora Sutton. 2 minuti 120 secondi al termine del primo tempo. Antoniazzi. Di nuovo a sinistra Sutton. E lui a gestire il possesso con l'uomo in più. Adesso Bavaresco prova a guidare la pressione. Parisi smanaccia su Giapaviera, poi rimane a terra il portiere della Pirossigeno Cosenza. Giapaviera non ha dato l'impressione di fare il ponte, chiedevano però un fallo i giocatori della squadra di Paniccia. E adesso deve entrare in campo lo spazzolone, come sempre, a poco più di 90 secondi dal termine del primo tempo. (96 per la precisione i secondi al termine). Sempre 1-1. Con le reti arrivate in avvio. Dopo 47 secondi quella di Giapaviera, la numero 187 con questa maglia. Proprio Giapaviera alla battuta. Sempre portiere di movimento per la squadra di Silvio Roccia, che vuole finire così il primo tempo. Antoniazzi. Sutton. A sinistra con pazienza, senza forzare la squadra veneta. Sutton. Morbido nell'angolo per Giapaviera, che guadagna un calcio d'angolo. Il quinto in questo primo tempo per la Came. Sutton, addirittura nella propria metà campo. Il numero 10, ex Nazional Zagabria, con cui ha vinto un campionato e 2 coppe croate. Poi ha giocato anche nello Spalato per 10 anni e nel Vrgorac. Prima di approdare in Italia, invece, esperienza con la Meta Catania. Giapaviera fuori. Sutton. 30 secondi, probabilmente ultimo possesso di questo primo tempo. Sutton si alza, scarica, arriva alla conclusione, respinta. Sutton di testa. La mette direttamente fuori per non rischiare. Fantesele. E forse sarà del Cosenza l'ultima azione. Perde però il possesso Antoniazzi, 10 secondi, bisogna andare alla conclusione. Pallone allargato a sinistra, lo chiama Giapaviera in area, conclusione respinta.
Vediamo se sarà calcio d'angolo o rimessa laterale. Sinistro sul fondo. Sul calcio d'angolo. Tre secondi. Parisi la gioca per Fantesele che deve provare a calciare. Viene murato il suo destro e allora arriva la sirena. Le squadre tornano negli spogliatoi sul punteggio di 1-1 alla rete di Giapa Vieira. Ha risposto Marcelinho. Noi ci prendiamo una pausa, voi però restate qui perché tra pochissimo ci sarà la ripresa di Pirossigeno Cosenza Came Treviso.
E si ricomincia, è iniziato il secondo tempo al Pala Pirossigeno di Rende tra Kame Treviso e Pirossigeno Cosenza. Giappa Vieira la lascia lì per il mancino di Antoniazzi, respinto. Fallo laterale, subito una fiammata in contropiede della squadra di Silvio Roccia. Sutton si appoggia a Pietrangelo, si abbassa anche Antoniazzi. Pietrangelo va lungo verso Donin che forse l'ha spizzata. Parisi, riflesso puro del numero 12. Giappa Vieira ad anticipare Pari De Marchio. Settima stagione a Cosenza, 56 reti. Lui che è arrivato fino alla Serie D nel calcio a 11. Fantesele non si chiude il triangolo e può scattare il contropiede della Kame Treviso. 3 contro 1, pallone allargato a destra. Marchio, fondamentale. Ora Lob con il pallone che arriva direttamente tra le braccia di Parisi. Chance per il Cosenza che arriva sul fondo, la mette a rimorchio. Si salva in qualche modo la Kame Treviso. Sutton. Giappa Vieira di prima, Sutton ancora Giappa Vieira. Ancora una volta il capitano di prima. Antoniazzi. Giappa Vieira fa l'ultimo addirittura in questo momento per facilitare lo sviluppo della manovra. Si alza però la pressione della Pirossigeno Cosenza e Kame Treviso che è costretta a rilanciare lungo. Inquadrato Marchio di cui stavamo parlando pochi istanti fa. Abbiamo detto nel calcio a 11 è arrivato fino alla Serie D, dove ha giocato proprio con il Rende, con cui ha militato anche 3 anni in Serie C. Prima ancora Primavera del Cosenza. Marceligno riconquista, scarica per Marchio che stringe troppo il mancino. E questa era un'ottima chance, capitata sul piede meno nobile. Quindi da una parte e dall'altra, 2 ex professionisti anche nel calcio a 11. Sutton e Marchio. Tiago Bissoni intercetta, Fantesele, Marchio predica calma. Bissoni si fa vedere, sbaglia il passaggio per Fantesele. L'ultimo tocco è stato di Antoniazzi. Fantesele. Marchio. Parisi ha spazio per decidere cosa fare. Imbucata, o almeno tentativo di imbucata, diventa quasi un tiro in porta. E c'è stata anche una deviazione, quindi sarà calcio d'angolo. Il numero 3 nella partita della Pirossigeno Cosenza. Più del doppio quelli battuti dalla Kame, che ha quota 7. Destro di Fantesele, potente ma leggermente impreciso. Azzoni. Sutton in orizzontale. Antoniazzi imbucata. Parisi, eccellente lettura del gioco da parte del 12. Marchio, Tiago Bissoni. Fantesele prova ad andare via in mezzo a 2. Poi tenta un passaggio in area di rigore. Azzoni fa buona guardia. Fantesele si appoggia a Tiago Bissoni, poi Marchio.
sfortunato nel rimpallo con Sutton. Per la Kame entra in campo André Ferreira, brasiliano, 2 gol in campionato. Sutton, la sua mattonella, cerca l'imbucata con tunnel, ancora Sutton a mettere una pezza. Rimessa laterale del Cosenza, Fantesele, doppio passo, viene fermato, 2 contro 1 possibile per la Kame Treviso. Chiede scusa Sutton. Dicevamo di André Ferreira, prima stagione alla Kame, è arrivato in estate dal Betulano Dragstore Manfredonia, in cui l'anno scorso ha segnato 11 gol. Ormai da tanti anni in Italia, dove ha giocato con Napoli, Feldieboli, Pescara e Italservice Pesaro. Sutton. Ancora il numero 10 croato. Sutton prova a girarsi, fermato da Marchio, e va anche al cambio. Il numero 10 al suo posto. Torna in campo Azzoni. André Ferreira. Contatto sul quale va a terra Antoniazzi, che guadagna un calcio di punizione. Prima irregolarità di questo secondo tempo, iniziato da 4 minuti e mezzo. André Ferreira. Azzoni, tamponato, riesce a girarsi e anche a calciare. Non ha visto André Ferreira che stava arrivando. Tiago Bissoni. Marcelinho. Ancora Tiago Bissoni addosso ad Azzoni. Parisi verso Marcelinho, ottimo controllo. Poi viene disturbato da André Ferreira, che non ha toccato il pallone. Pietrangelo per André Ferreira. Parisi sempre attentissimo in queste situazioni. Qui rivediamo. André Ferreira infastidisce solamente Marcelinho, ma è quello che basta. Adornato, mette il fisico. Marcelinho. Marchio non riesce a far passare il pallone. Giapavieira può puntare, si accentra, non ha luce per liberare il destro. Arriva la conclusione invece di Antoniazzi, che è imprecisa. Parisi. Tiago Bissoni, ottima l'imbucata per Bavaresco, che però non controlla. Allora Pietrangelo. Giapavieira, lungo, ma è stato commesso fallo su Donin. Classe 98. Uomo più in forma probabilmente della Kame Treviso. 4 gol nelle ultime 4 partite. Lui che ne ha già segnati 2 alla Pirossigeno Cosenza, quando ero al Mantova. Donin, scarico. Azzoni vede lo scatto di Donin, ma non riesce a raggiungerlo. Adornato. Tiago Bissoni. Lo Cicero, Adornato. Sulla sua verticale Tiago Bissoni non controlla. Pietrangelo vede il movimento di Azzoni. È impreciso però il suo piattone. Si sbraccia Paniccia, non totalmente soddisfatto della sua squadra. Azzoni
Si abbassa, viene ignorato il 20, si va da Giapaviera che viene anticipato. E pallone oltre la linea laterale. Rimessa. Adornato. Per Tiago Bissoni. Si alza su di lui in pressione Giapaviera. Parisi rilancia direttamente dalle parti di Pietrangelo, che fa lo stesso e restituisce il pallone a Parisi. Lo Cicero in orizzontale. Poi Adornato per Tiago Bissoni. Ancora Adornato. Lo Cicero. Adornato. Lo Cicero va con il destro, a due mani Pietrangelo, Adornato, il suo sinistro viene respinto, adesso Lo Cicero chiede agli spalti della pala pirossigeno di Rende di farsi sentire e di fare il sesto uomo in questa partita. Ritmi che si sono abbassati rispetto all'inizio di gara e anche sugli spalti l'entusiasmo è un po' calato. Lo Cicero riceve adesso sulla destra Tiago Bissoni. Ancora il numero 13 che torna da Lo Cicero. Si ritaglia spazio per la conclusione. Poi sbaglia il passaggio per Tiago Bissoni. Errore del numero 20 Francesco Lo Cicero, che ha già segnato alla Came 6 anni fa, quando era a Latina. 4 gol stagionali per lui, uno solo in campionato, 3 in Coppa Divisione. Bavaresco non lo lascia andare via Azzoni. Ancora Bavaresco, all'indietro Marchio in orizzontale, Adornato, interviene su di lui Antoniazzi, può ripartire la Came Treviso con Giapaviera. Ottimo intervento difensivo di Marchio. Eccellente questa sera in fase difensiva. Trentin con la punta per Fantesele. Pietrangelo legge bene, cerca Giapaviera, tanto per cambiare. Pari De Marchio. André Ferreira. Giapaviera sbaglia l'apertura sulla destra, mentre viene inquadrato Trentin, brasiliano classe 94, arrivato a Cosenza a gennaio dai brasiliani della Foz Cataratas. Giapaviera dà una mano alla squadra in difesa. Fallo laterale. Marchio col mancino forte. Non trova alcuna deviazione. Pronto a rientrare in campo Sutton. Pietrangelo. Azzoni, Giapaviera, ancora Azzoni. Verticale verso Giapaviera, Marchio. Ormai abbiamo perso il conto dei suoi interventi. Passati 9 minuti effettivi in questo secondo tempo. Nessuna occasione da gol nella ripresa. Prova a crearla adesso la Came che perde il pallone. Ripartenza di Marcelinho. Stoppato e tutto buono. 2 contro 1. Con Antoniazzi che sceglie di calciare. C'era tutto solo Sutton. Calcio d'angolo per la Came Treviso. Non erano d'accordo neanche i due arbitri.
Poteva comunque sfruttare molto meglio questa situazione la squadra di Silvio Rocha. Sutton fuori per Antoniazzi. Nuovo corner, il 9º nella partita. Sutton fuori, Azzoni, passaggio sbagliato che arriva direttamente da Pietrangelo. Addirittura cerca la conclusione verso la porta. Parisi in avanti, sponda di Marcelinho, di nuovo Pietrangelo. Fantesele si alza in pressione, Giappa Vieira si gira, Sutton, il pallone ha superato la linea laterale. Marcelinho all'indietro, Marchio allarga a sinistra, Marcelinho, Azzoni riconquista il pallone, va al destro, alto sopra la traversa della porta difesa da Parisi. Marcelinho attaccato da Sutton che guadagna un fallo laterale. Sutton in orizzontale, Donin, Antoniazzi scarica per Donin, accenna un blocco, Donin preferisce andare da Sutton, anche lui si prende il centro, Giappa Vieira verticale, poi Marchio tampona l'avversario senza fallo. Fantesele all'indietro per Parisi, lancio lungo, Pietrangelo va a vuoto, per sua fortuna il pallone scivola sul fondo. Antoniazzi, Sutton di prima sbaglia il tocco per Giappa Vieira. Rimessa laterale quando abbiamo superato la metà del secondo tempo. Sempre 1-1 a rende tra Pirossigeno Cosenza e Kame Treviso in questa 9ª giornata della Serie A di futsal. Dovesse finire così la partita sarebbe il 4º pareggio in 5 incroci tra Cosenza e Kame, che adesso riconquista il pallone. Parisi rimedia un suo errore con un'uscita stratosferica su Donin e siamo già dall'altra parte. Sbaglia il rinvio Parisi e poi è un gatto in uscita. Giappa Vieira all'indietro, Sutton, Giappa Vieira in orizzontale, movimento di Antoniazzi, Donin sfida Tiago Bissoni, sbaglia l'imbucata, Marchio finisce giù, calcio di punizione. Fallo laterale a 8:27 da giocare. Tiago Bissoni, imbucata. Marcelinho può andare all'1 contro 1, non ha spazio. Si gira e si rigira. Alla fine guadagna un fallo laterale. Tiago Bissoni. Fuori. Poi Babaresco si accontenta del fallo laterale. Tiago Bissoni. Parisi sbaglia il suggerimento per Babaresco. Inquadrato il numero 10. Gustavo Bavaresco, i suoi primi passi nel mondo del futsal col Matera in A2, segnando 24 gol in una stagione.
Poi ha giocato in Serie B con Odissea, Sala Consilina e Ascoli. E in A2 con Bisceglie e Real Rogit. Sutton. Lancio per André Ferreira. Parisi. Pallone non ha toccato il soffitto. Sutton sbaglia, un appoggio non da lui. Tiago Bissoni. Marcelinho. Tamponato l'ex Roma. Va da Fantesele. Destro respinto. Poi sorride nel contatto con André Ferreira. Tiago Bissoni, puntata direttamente in porta. Nessuno ha toccato. E quindi si riparte. Sutton. In verticale. Chiedono con timide proteste un fallo sulla spinta ai danni di André Ferreira. Arbitro 1, Nicola Maria Manzione di Salerno, non è d'accordo. Marcelinho. Chiede, ottiene l'1-2. Marcelinho attaccato da Sutton, anche in questo caso in modo regolare. Poi forse ha preso un colpo cadendo. Arrabbiatissimo Marcelinho. Mentre viene chiesto da Sutton e dall'arbitro 1 lo spazzolone. Ma è una furia Marcelinho. Rivediamo. Aveva chiesto l'1-2 a Fantesele. Intervento molto al limite quello di Sutton. Mentre la regia ci propone un'altra volta il replay. Più che altro una specie di gomitata sulla testa. Non cattiva, ma che poteva costare il fallo numero 2 contro la Kame. Ha protestato tanto il numero 19, italo-brasiliano, classe 89, Marcelinho. Si salva Azzoni. Chance forse la migliore di questo secondo tempo per il Cosenza. Rivediamo. Marcelinho apre a sinistra. Poi eccesso di altruismo. Parisi raccoglie il pallone che rotola dalle sue parti. 6:37 da giocare. Sempre 1-1. Bavaresco. Fantesele. Si muove ancora Bavaresco, che torna dal 99. Accenna un blocco. Si va da Tiago Bissoni, suolata destro, calcio d'angolo. Il quarto per la Pirossigeno Cosenza. Fischia l'arbitro. Bavaresco sul secondo palo. Si era liberato della marcatura Tiago Bissoni, però non è riuscito a trovare l'impatto con la sfera. Donin. André Ferreira. Ancora Donin. André Ferreira non riesce a far passare la sfera. 6 minuti da giocare. Giappabieira. All'indietro Azzoni. Donin. Giappabieira. Ancora Donin. Attaccato con troppa irruenza da parte di Marcelinho. Rivediamo. Fallo nettissimo del numero 19.
Già Vieira, suolata per André Ferreira, lotta in mezzo a due. Alla fine alla meglio Marchio. Marcelinho, si muove Marchio, servito, non può calciare, cerca di metterla in mezzo, il pallone esce sul fondo, Pietrangelo fa ripartire subito Già Vieira, difende con un uomo in meno il Cosenza. Parisi, nelle uscite veramente un tempismo eccezionale. (5:22) alla sirena. Sempre 1-1. Già Vieira. Imbucata per Antoniazzi che va via in qualche modo. Marchio. Va in doppia cifra di calci d'angolo la Kame. 10. Conclusione da lontano di Donin. Murata a pochi passi dalla porta. Non è finita. Già Vieira. Poi Antoniazzi. Pallone sul fondo. Non credo l'abbia parata Parisi. E invece sì. In diretta sembrava l'avesse stoppata Marchio. In realtà l'ha parata Parisi. Super intervento. Parisi può far ripartire il Cosenza a 300 secondi dalla fine. Quando sta per... anche se 5 minuti effettivi sono una vita in questo sport. Però quando si sta profilando all'orizzonte. L'ennesimo pareggio tra Kame Treviso e Pirossigeno Cosenza. Donin. André Ferreira, Pietrangelo attaccato da Adornato. Scaraventa il pallone direttamente fuori. Adornato. Ancora il numero 4, Già Vieira ringhia su di lui. Lo costringe a chiamare in causa Parisi che va al rilancio. Pietrangelo. Donin. La lascia scorrere il numero 22. Già Vieira da Donin. Movimento di André Ferreira. Scelto però Già Vieira. Perde il pallone la Kame. Lo riconquista Trentin. Chi allarga da Marchio. Intervento di Donini in scivolata. E deve tornare in campo lo spazzolone. Ne approfittano per respirare i giocatori della Kame Treviso. 4 minuti, passa il tempo al pala pirossigeno di Rende. Ripresa a ritmi abbastanza blandi, con pochissime occasioni. Si riparte. Marchio, potente ma del tutto impreciso. Pietrangelo con le mani, campanile, Parisi di testa direttamente sugli spalti. Antoniazzi, pronto un triplo cambio per Paniccia. Sutton apre a destra senza andare alla conclusione. Accenna un blocco non sfruttato. Antoniazzi. Si muove Sutton nell'angolo. Antoniazzi si rifugia da Pietrangelo, che poi va al rilancio. Già Vieira la spizza ma non inquadra la porta. Aveva anticipato Parisi.
l'unica volta in cui si era fatto anticipare l'estremo difensore della Pirossigeno Cosenza. Giappa Vieira può girarsi, allarga per Sutton, va con la punta sul fondo. Sutton, movimento ad arco di Giappa Vieira. Sutton, vediamo se Silvio Roccia riproverà il portiere di movimento come in chiusura di primo tempo. Per il momento la Pirossigeno Cosenza riconquista il pallone solo per un attimo. Giappa Vieira in verticale, la sfera non è uscita. Fallo tattico commesso dai calabresi. Lo Cicero per impedire la ripartenza. Si è proprio buttato sull'avversario. Tre minuti e poi sirena. Sutton si appoggia, si fa vedere per vie centrali. Giappa Vieira. Ora rispetto al primo tempo è la Pirossigeno che presta di più. Marcelinho se la allunga, prova ad andare in mezzo, fermato Giappa Vieira, scivola Antoniazzi, riesce ad allargare il gioco con la Kame che però mette fuori il pallone perché Giappa Vieira si è fatto male scivolando sul parquet. C'è il rischio che si tratti di un problema muscolare. Infatti si tocca l'inguine Giappa Vieira, che però sembra essere in grado di proseguire. Squadra di Paniccia che restituirà chiaramente il pallone. Bavaresco in pressing, sfera che arriva dalle parti di Parisi. Praticamente 2 minuti. Marcelinho va in verticale, passaggio intercettato e rispedito al mittente dalla squadra di Silvio Roccia. Non solo nessun gol nel secondo tempo, ma neanche nessun time out. Ma anche nessun time out. Parisi. Donin prova ad autolanciarsi. Ed eccolo, l'abbiamo chiamato. Il time out che arriva, chiesto da Silvio Roccia per questi ultimi 2 minuti effettivi che ci separano dal termine della sfida tra Pirossigeno Cosenza e Kame Treviso. In questo momento appaiate in classifica. In questo momento Kame Treviso e Pirossigeno Cosenza pari punti a 8. Subito sotto l'Ecocity Genzano che è a 9 e in questo momento fuori dalla zona playout. E subito sopra la Global Work Capurso che è a 7.
Classifica che è ancora molto corta. Sutton. Eccolo il portiere di movimento. Stavolta lo fa André Ferreira. Sutton. Non cambia invece ruolo di ultimo con l'uomo in più, che è sempre ricoperto da Sutton. Lancio nell'angolo. Giappa Vieira controlla. Scarica per André Ferreira. Si sgola Paniccia. 90 secondi al termine. Sutton. Ancora lancio verso Giappa Vieira. Respinto poi Antoniazzi. Arriva in corsa, non riesce a calciare al volo. Parisi per Marcelinho. Controllo extra lusso del numero 19, che però non ha luce per liberare il mancino. Fantesele attaccato in modo falloso. Calcio di punizione. Ed è un fallo, come si dice, speso bene da parte di Antoniazzi, quando siamo a 1 minuto e 6 secondi dal termine. Mentre viene chiesto il time out da Paniccia, che evidentemente vuole sfruttare a dovere questo calcio di punizione, che potrebbe essere una delle ultime chance della partita. E infatti le telecamere ci mostrano proprio Paniccia a colloquio con i suoi. E ora anche Silvio Roccia. Momento decisivo della partita. E adesso Parisi ha indossato la pettorina, quindi l'impressione è che sì, confermiamo, perché Marcelinho ha indossato la maglia gialla e quindi il Cosenza si gioca la carta portiere di movimento. Parisi chiede il sostegno dei tifosi sugli spalti. Tiago Bissoni per Fantesele. Ultimi 60 secondi di partita. 1-1. Possesso Pirossigeno Cosenza con un uomo in più. Bavaresco allarga. Palla per Bavaresco. E paga subito il portiere di movimento. 2-1 della Pirossigeno Cosenza. Segnato Bavaresco. Ha chiamato il time out apposta mister Paniccia per spiegare come gestire il portiere di movimento, e l'hanno eseguito alla perfezione i padroni di casa, che vanno avanti con la rete di Gustavo Bavaresco, che aveva già segnato alla Came con questa maglia l'anno scorso. Trova il primo gol in stagione, il 25esimo con la Pirossigeno Cosenza. E ora chiaramente portiere di movimento anche per la Came Treviso, nel tentativo disperato di rimettere in piedi la partita. Lo fa Donin, l'uomo in più, proprio Donin, allarga, palla sul fondo, imprecisa. Parisi per Marchio, forse migliore in campo dei suoi. Riconquista il pallone la squadra di Silvio Roccia, ma sbaglia Sutton. E ora è andata al cambio del portiere la Came Treviso.
Il possesso ce l'hanno gli uomini di Silvio Roccia. Già Paviera a terra. Sutton allarga per Donin. Parisi cosa ha preso? A 14 secondi dalla fine. Rinvia al più lontano possibile. Contatto falloso. Ha avuto sul piede il 2-2 Donin. Volano cartellini gialli. Deve intervenire anche Silvio Roccia. Quando mancano 7 secondi al termine della partita. Tratto in campo anche lo spazzolone. Bissoni sul punto di battuta. 7 secondi al termine. Espulso Antoniazzi con un uomo in meno, la Came Treviso. Un secondo, può solo calciare in porta. Fallo laterale. Cartellino giallo per Giappa Vieira. Non può fare altro che andare al tiro la squadra di Silvio Roccia. Arriva il fischio. Conclusione. Addosso al muro di maglie blu e arriva la sirena. La Pirossigeno Cosenza batte 2-1 la Came Treviso con un gol all'ultimo minuto di Bavaresco al termine di un secondo tempo che si è acceso proprio nel finale. C'erano state pochissime occasioni, quasi nessuna vera e propria. Poi time out chiamato da Paniccia, che sceglie di giocarsi l'uomo in più, ed è una scelta che paga, perché porta al gol di Gustavo Bavaresco, che vale la vittoria al Pala Pirossigeno di Rende. Per la prima volta la formazione calabrese batte la Came Treviso, non c'era mai riuscita proprio mentre stava maturando il quarto successo in 5 incontri tra queste due squadre. E dal Pala Pirossigeno di Rende e da Luca Pellegrini è veramente tutto. Grazie per essere stati con noi. Io vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube della Divisione Calcio a 5 per non perdervi nessun contenuto del meglio del futsal italiano. Buona serata.